Buongiorno e benvenuti a tutti, grazie per essere qua. Oggi siamo qui col coach, con rappresentanti di chi ci ospita, Daniele Crucci dell'Old Wild West. Alan è una splendida traduttrice, per presentare ufficialmente, così dopo non gli rompiamo più le scatole, palla solo al campo, il nostro nuovo giocatore. Allora, intanto coach, ti darei subito la parola a te, poi magari se avete bisogno di qualche domanda relativa a qualche retroscena, a qualche dettaglio relativo al suo ingaggio, io sono a vostra disposizione anche per fare una piccola cronostoria di quella che è stata la nostra estate che arriva ad oggi. Però coach, direi tocca a te subito la parola, così possiamo presentarlo anche tecnicamente. Beh, io ho già detto, è chiaro, ne abbiamo già parlato in abbondanza sul fatto del ringraziamento della società che mi ha permesso e ci ha permesso come squadra di avere un giocatore come Alan. È chiaro che è un acquisto importante e sarà fondamentale, soprattutto anche al di là delle sue doti tecniche, anche la sua leadership, visto che è un giocatore comunque che ha giocato, che ha chiaramente una carriera molto importante. Perciò per noi sicuramente è un'addizione fondamentale. Alan chiaramente giocherà nel ruolo di guardia, ma è un giocatore che può sicuramente giocare in questa serie anche nel ruolo di playmaker o alla piccola, a seconda delle situazioni. Quello che gli chiederemo e che gli chiederò è sicuramente di mettere il suo talento a disposizione della squadra. Alan è un giocatore che per la sua carriera può diventare veramente un leader tecnico di questa squadra, ma non solamente, anche se in squadra sapete che forse la forza maggiore di questa squadra è il gruppo, perché questa squadra ha dimostrato veramente di avere dei valori importanti, non solo tecnici ma anche morali, e quello che sicuramente ci ha fatto arrivare a avere un grandissimo risultato l'anno scorso. Perciò l'innesto di Alan non è sicuramente solamente visto dal punto di vista tecnico, ma soprattutto perché sappiamo che è una persona che ha questi valori e che sicuramente ci potrà aiutare anche in questa fondamentale valore. Okay. Sapete benissimo che adesso abbiamo un roster molto lungo e questo ci permetterà e mi permetterà sicuramente di avere a disposizione ogni partita delle varie soluzioni tattiche che magari prima non potevamo avere. Perciò do anch'io il benvenuto ad Alan e mi aspetto solamente da lui che si metta a disposizione della squadra, perché tutto il resto lo sappiamo in abbondanza. Io ribadisco intanto che non è un caso che siamo qua all'Old Wild West. L'Old Wild West è uno dei nostri più importanti sponsor, ma mi piace dire partner più che sponsor, che condivide con noi questa fantastica avventura. In rappresentanza della famiglia CGR Old Wild West, mi raccomando Daniele, porta saluto a Marco Di Giusto, che ho visto anche domenica scorsa in tribuna, domenica fa ci sarà anche domenica. A te la parola per un saluto, visto che siamo a casa vostra. E i miei complimenti a nome di CGR vanno ovviamente all'APU per aver scelto Alan, e quindi il benvenuto a bordo del roster va ad Alan, e un in bocca al lupo ovviamente per grandi successi come quelli avuti lo scorso anno. Quindi grazie per essere qui con noi e in bocca al lupo. I just want to say Ovviamente ringrazio tutti, lo sponsor e la squadra, per avermi invitato a far parte di questa stagione. Sono molto entusiasta di giocare la mia prima partita domenica, sono per dare il mio aiuto agli help altri. the team, help the players, and also ready to be a leader. I think Udine is a good È una bellissima città da quello che ho già visto, in più sono venuta a conoscenza della storia di questa città dal punto di vista sportivo, poiché questa città, ma anche tutto questo paese, per ovviamente la cultura del cibo e la gente, come il carattere degli italiani. Ecco. I love the food here.
I love the people, so it was easy for me. Yes, a lot of people didn't believe that. Per me la cosa più importante non sono i soldi e non è dire giocherò in A2, ma è giocare a basket. Questa è la mia vita e quindi questo è ciò che voglio fare. A1, A2, you know, I just love to play basketball. Cuccarolo is like, he's like my brother, you know, he's like my little big brother. Sarà ovviamente un'occasione molto buona anche per Cuccarolo il fatto che io sia qua e lo aiuterò perché magari può essere che si distragga un attimo, quindi io lo aiuterò a rimanere concentrato. He can help us this year a lot, you know, but he just has to stay focused. Yes, I write Gino, but he don't respond to me. Non risponde. The Celtics was amazing. Per qualsiasi giocatore è un sogno il fatto di giocare in NBA. Ho giocato con Rondo Pierce, per esempio, e quindi è stata un'esperienza molto importante, molto formativa per me. E da questo ho imparato molto ed è anche per questo che io sono cresciuto a livello. I learned so much from those guys, and I think that's why it made me a better player. I'm happy to be here. È molto importante che i supporters, i fan presenzino alle partite, si facciano sentire non solamente quando noi vinceremo ma anche quando ci potranno essere delle sconfitte e quindi sarà molto importante per noi sentire il calore dei fan di questa città. Give 100% every game. I'm definitely motivated. Il tocco magico sarà il fatto di credere, di rimontare quando le altre persone credono che una squadra può non farcela, cosa che è successa per esempio quando giocava a Ferrara, essendo l'ultima in classifica, quando lui giocava lì e anche quando la Virtus era l'ultima 2 anni fa, ma in realtà hanno rimontato nelle ultime partite, quindi appunto per lui è un punto di forza il fatto che nessuno creda nella squadra perché può essere appunto nelle ultime posizioni, ma in realtà poi ribaltano la situazione. People don't expect a lot from us. You know, we can make a surprise. Yes, in basketball, defense is always the first, defense, and then offense is after. Yeah. So I know this. To win, you must play defense for sure. Abbiamo detto che chiaramente il suo innesto è da capire e da vedere veramente come ci collocheremo in questo campionato. Credo che noi dovremo tenere sempre il nostro profilo, non dico basso perché con un acquisto del genere dobbiamo sicuramente pensare in grande, però dobbiamo capire anche e pensare che siamo gli ultimi arrivati e dobbiamo guadagnarci tutto giorno dopo giorno, partita dopo partita. È anche vero che questo è uno sport di squadra, perciò ricordiamoci che sono 10 giorni che sono arrivati 2 giocatori nuovi come Traini e Okoye e da ieri c'è Allan, perciò comunque ci vorrà un attimo di tempo per creare una bella sintonia insieme a tutti, perciò non mi sento oggi di dire quale sarà il nostro posto in questo campionato. Credo che se siamo intelligenti lavoreremo duro ogni giorno per guadagnarci credibilità in questo campionato. Io penso che siamo una buona squadra e potremo sicuramente far molto bene, a parte le 4-5 che chiaramente si sono dichiarate un po'. Sì, Treviso, Mantova, insomma Verona, insomma, sono squadre che chiaramente a oggi hanno costruito delle squadre per fare dei risultati diversi da quello che pensavamo. Però io credo che attraverso il lavoro potremo fare molto bene. Io credo che Ray Allan sia un giocatore non solo un finalizzatore, non solo uno scorer, ma è un giocatore che può mettere in ritmo molto i compagni. Lui è un giocatore totale. Perciò da questo punto di vista credo che i suoi compagni ne gioveranno sicuramente perché si apriranno degli spazi anche per loro, per quello parlavo di gioco di squadra. Perciò anche Allan dovrà imparare un po' a conoscere i compagni e dovremo chiaramente avere una bella sintonia insieme.
noi non dimentichiamoci che nel 2013 giocavamo in Serie C e nel 2016 siamo in Serie A2. L'altro giorno, a fine partita, mi ha intervistato Fonte in diretta e gli ho detto: da Claudio Munini a Andrea Confente, a Alan Ray e Stano Coie, da Andrea Paderni, che è un mio amico, a Lino Lardo. Quindi in poco tempo abbiamo fatto una corsa folle e il mercato di quest'estate rispecchia un po' anche quello che è l'indole di questa società, una società che magari programma di crescere con calma, ma che poi dopo invece accelera di corsa e chiede al suo coach di correrci dietro. Quindi il coach in questo, devo dire la verità, da grande aziendalista qual è, si è messo a disposizione. Quindi diciamo che con Allan noi crediamo di aver chiuso questa nostra corsa, abbiamo finito il nostro noviziato estivo e speriamo di goderci la stagione adesso, di aver trovato un po' il bandolo della matassa sotto il profilo tanti aspetti, non solo tecnici che competono solo a lui, ma anche di quello che è una squadra che è all'altezza anche delle ambizioni del presidente della società. Ti dico anche una cosa, non so se potrei dirla, ma te la dico, sono uscito adesso da una riunione in comune e la ferma intenzione del sindaco e degli assessori è di comunque aprire con Treviso il 23 dicembre. Quindi l'obiettivo rimane quello. Poi dopo io non lo so se ce la faremo obiettivamente, se ci sono i tempi tecnici e se tutto si incastrerà. Un po' come Allan, che l'abbiamo fatto arrivare in 2 giorni, siamo stati bravi, come diceva lui prima, abbiamo vissuto al telefono 2 giorni, l'ho accompagnato fino in aereo, poi mi ha mandato la foto che era là, sono partito. Ecco, un po' un paragone anche adesso col Carnera, cioè l'obiettivo è di farlo. Poi bisogna vedere che non venga fuori qualche carta che non va bene, il bagno dei tifosi ospiti, non dipende da noi. Però c'è la ferma volontà da parte dell'amministrazione di chiuderlo prima possibile, ormai è un incubo anche per loro, quindi io credo che in qualche modo giocheremo anche al Carnera quest'anno. Quando col presidente abbiamo deciso di alzare un po' l'asticella, che quindi no, e come ti dicevo prima è un po' l'indole di questa società, di partire, perché eravamo stati bravi, finito il campionato, avevamo detto al coach adesso partiamo con calma, ci assestiamo, conosciamo il campionato, e dopo un mese ho detto coach scusa, cambiamo un attimo le prospettive, acceleriamo più velocemente, ma non per presunzione o arroganza, perché c'è voglia di fare, tanta voglia di fare, e ribadisco il ringraziamento al coach che si è adeguato a questa indicazione della società. Come è venuto fuori il nome? Quando abbiamo deciso di prendere un esterno forte, abbiamo valutato una serie di nomi, quello che poi offriva il mercato, perché Alan Ray forse te lo puoi permettere adesso, magari a giugno lui è più difficile perché è un giocatore di grande profilo e che magari prima valuta prospettive di campionati più importanti. Poi adesso magari ti accorgi che lui è in forma, sta bene, non ha trovato squadra e timidamente provi a dirgli non è che verresti a Udine, e quando lui ti dà un'apertura allora dopo tu parti con l'affondo. C'era una lista di nomi, lui era quello che ci piaceva di più, ma l'idea l'ha avuta il coach. Il coach mette una mattina quando valutavamo tutti questi nomi, insomma, perché non ci proviamo? Ho detto ma sì, proviamo. Poi dopo io sono stato zitto 2 o 3 giorni, dopo 3 giorni ho detto senti coach, guarda che forse lo prendiamo. Come lo prendiamo? E così si è sviluppato, quindi imbeccandoci quotidianamente, perché è vero che con Allan ho fatto 2 giorni come marito e moglie, ma lì non si arrabbi, ma col coach un mese altro che marito e moglie, no? E quindi voglio dire, quando abbiamo analizzato una serie di prospetti, questo era il giocatore che ci accendeva di più. La vittoria di domenica ci ha aiutato a capire che la squadra era valida a prescindere e che quindi non è che debba arrivare il messia del basket che cambia prospettive, la squadra è valida. E come diceva il coach, lui viene a darci una mano, ma Allan in questo è fantastico. L'impatto empaticamente è super. Lui ha capito dove è arrivato, ha capito che viene a darci una mano, poi io ho detto Allan se fai canestri io sono contento, ma poi però parli con l'allenatore, io tecnicamente non voglio mettere il becco, io adesso mi rimetto il vestito del tifoso, mi metto a bordo campo a soffrire domenica e avanti. Però la vittoria di domenica scorsa è stata importantissima per 2 motivi. Primo perché abbiamo riavvolto un nastro, no? Senza di lui, cioè il coach, ti svelo un'altra cosa Tony, finita la partita in campo ad abbracciarlo, lui è cazzato come una bestia, no? E dico, coach perché sei arrabbiato? Dobbiamo giocare meglio. Ma giustamente, io dico, coach abbiamo vinto la nostra prima partita, si è come sciolto, ma è vero, mi ha detto. E non ci pensava, perché l'adrenalina della partita. No, ma era giusto, lui in quel momento era concentratissimo sulla partita, io invece ero felice come un bambino e dopo lì ci siamo abbracciati, abbiamo vinto, quindi prima di tutto abbiamo riavvolto un nastro che si era interrotto bruscamente qualche anno fa. E poi abbiamo capito che la squadra è valida e ha delle basi importanti, a prescindere dall'innesto di un giocatore importantissimo come Allan.
abbiamo recuperato sicuramente la sconfitta a casa con Ravenna, che ricordo che è un'ottima squadra, anche domenica ha vinto molto bene, vincendo una partita importantissima anche dal punto di vista psicologico, era importante. È logico che in casa dobbiamo sicuramente portare punti, perché lo ricordo anche a Allan, questo è un campionato, è una 2, ma è un campionato difficilissimo, veramente tosto, e i risultati delle prime giornate si sono visti, no? Verona che perde in casa, Mantova che perde in casa, la stessa Virtus ha fatto fatica in casa proprio con Piacenza che noi abbiamo battuto, perché è un campionato difficilissimo. Non dobbiamo pensare oggi che la strada sia in discesa, la strada sarà sempre in salita, e soprattutto non dobbiamo fare lo sbaglio che adesso che abbiamo il roster completo sarà facile anche in casa. Per esempio domenica Recanati è una squadra molto quadrata, anche loro avranno un annesto fatto in settimana, è una squadra ben allenata, perciò dovremmo, e come ha detto Alan, iniziare dalla difesa, casa nostra, giocare con coraggio, però nello stesso momento la vera squadra nostra forse la vedremo tra qualche mese, quando avremo inserito questi 3 giocatori nuovi e che sono arrivati da poco, e la squadra avrà veramente la confidenza giusta. Però un approccio che non potremo mai sbagliare è l'approccio difensivo. Domenica dovremo essere veramente, non potremo, le cose in campo, soprattutto dal punto di vista offensivo, non potranno andare benissimo, come abbiamo fatto con Ravenna la prima giornata, come è successo anche domenica. Però avete visto, abbiamo vinto a Piacenza concedendo 59 punti alla squadra di casa, così vinceremo sempre, il bel gioco arriverà, perciò questo è importante. Domenica l'Assillo, è chiaro, noi dobbiamo portare a casa 2 punti fondamentali per la nostra classifica, ma nello stesso momento dobbiamo avere pazienza che se qualcosa non funzionerà è una cosa normale. Beh, sai, sono tante cose da considerare. Alan è arrivato mercoledì sera dopo un viaggio, lo sapete, da Las Vegas, da Los Angeles, perciò jet lag, ha fatto una giornata pazzesca, no? Di visite mediche, cose burocratiche per tesseramenti. E ancora dico grazie che ha voluto allenarsi. Thank you, yesterday you practice. Però è chiaro che... Però ci ha fatto a vedere, dobbiamo trovare qualcuno che riceve i suoi passaggi, perché ha fatto vedere qualcosa di buono. No, diciamo che gioca da 2 e credo che con Okoye sono 2 ruoli, anche pensando proprio al 3 che avevamo, lui proprio si sposano benissimo, no? Un giocatore più di sostanza, atletico, forte fisicamente, anche a rimbalzo, come Stan, un giocatore molto più tecnico e scorer come Allan, perciò diciamo però che la nostra impostazione tattica rimane la stessa. Allora, è una squadra comunque rognosa, tosta, che è esperta del campionato. Gli stranieri sono una guardia americana bianca, gran tiratore da 3 punti, Bader, arrivato in settimana, e Reynolds, un 5 molto atletico, tosto, saltatore, stoppatore. A questi 2 americani hanno aggiunto dei giocatori esperti di categoria, playmaker Sorrentino, ex Fortitudo Bologna, Federico Loschi, scuola Treviso, un numero 2, 3 forte come tiratore, Maspero, un altro giocatore di categoria importante, e Capitan Pierini, un 4 molto bravo a giocare a spallacanestro, bandiera della squadra perché è da 13 anni che gioca lì. Un po' come noi, puntano molto sulla difesa uomo, sulle scelte semplici, tenere 1 contro 1, aiutare solo se serve, per cui non dovrebbero presentare grandi scelte tattiche se non la difesa uomo, l'1 contro 1, che potrebbe essere alternata però con delle difese match-up soprattutto sulle rimesse dal lato e dal fondo. Ma su Bader abbiamo guardato dei video ritrovati su internet delle sue ultime stagioni in giro per l'Europa, e per cui è chiaro, arriva in una squadra nuova per cui non sappiamo di preciso come si inserirà nei loro giochi.
però è un giocatore che è molto bravo a crearsi il tiro, ha un'ottima percentuale da 3 punti, per cui dovremmo stare molto attenti a non lasciargli libertà in questa zona del campo. Diciamo che loro puntano molto, infatti gran parte dei loro giochi sono fatti per dare la palla dentro, o dei pick and roll in cui a seconda delle scelte difensive Reynolds è molto bravo a rollare a canestro, a schiacciare anche al volo, a prendere rimbalzi offensivi. Quindi diciamo la stella è sicuramente il loro numero 5. Ieri abbiamo fatto il primo allenamento, l'ho conosciuto di persona, è un ragazzo eccezionale che si è messo subito a disposizione della squadra, insieme ai 4 giovani del gruppo ha provato tutti i giochi d'attacco in modo da essere pronto nel momento in cui abbiamo iniziato il 5 contro 5 a capire le cose che facciamo. È un giocatore che sa giocare a pallacanestro, che ha una gran visione di gioco, ecco, fa dei passaggi che noi in questo momento non siamo ancora abituati a vedere e quindi i compagni di squadra devono conoscerlo come lui deve conoscere i compagni, ma sarà sicuramente un'addizione importante.